quando vuoi. Beh, non c'è dubbio che la notizia dello scioglimento della Pro Recco è una notizia importante che si fa sentire soprattutto sui ragazzi che hanno giocato lì e che stavano costruendo il proprio futuro pallanuotistico e di vita lì in Liguria. Per cui uno scombussolamento c'è stato, è stato inaspettato la notizia di una quindicina di giorni fa, però le notizie che trapelavano erano che comunque almeno per un anno si riusciva a tenere botta, invece la notizia di qualche giorno fa è stata molto drastica e molto chiara. La preferisco la chiarezza anche in una notizia negativa rispetto all'incertezza che crea tensione, crea dubbi. Quindi adesso la situazione è chiara e i ragazzi hanno la scelta di poter eventualmente andare da un'altra parte qualora la Pro Recco non avesse la possibilità di schierare una squadra competitiva. Ho detto ai giocatori di chiudere il telefono tra qualche giorno perché dobbiamo pensare alle Olimpiadi, tra una settimana saremo a Parigi e quindi insomma, tra qualche giorno i telefoni si chiudono e si penserà al mercato il 12 agosto. Se nel frattempo a loro arriva una buona offerta nell'immediato è giusto che se vogliono chiudere e sentirsi tranquilli lo possono fare, se no aspettano il 12 e vedono anche il Recco come ha reagito di fronte a questa notizia.